Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nella piccola live slash del vostro Manetto Veneziano. Riguarda questo circuito, è un circuito radionico per infondere, per aggregare delle energie tramite il decagono, che è la forma creativa del cigno nero. Il cigno nero cosa rappresenta? Il cigno nero rappresenta quel, quel presagio, quell'informazione giusta che le persone pensano che non avverrà mai, no? E che però molto probabilmente, sicuramente avverrà. Quindi quando ci troviamo in condizioni che sospettiamo che qualcosa avvenga, no? E però siamo lì con l'idea che speriamo sempre che non avvenga, ma sappiamo che avvenga, che avviene o avverrà. Possono essere casi in cui ci si rende conto, come parlavo in un altro video, che si fa tutto il possibile, ad esempio, per i propri figli, ma si vede che c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va, sebbene il padre e la madre si adoperino, lo portino in strutture sportive d'élite, e gli diano la migliore istruzione, ma purtroppo se magari nel figlio c'è un DNA, una piccola spuria di qualche antenato che non si conosce, che era un tipo poco raccomandabile, purtroppo bisogna cercare delle soluzioni. E allora questo circuito può cadere a pennello perché ci si aggrappa alle gregore del cigno nero e si usa i geni solari. Certo, è un circuito da usare estremamente col grano salis. Non è un circuito per tutti perché molti pensano di essere elevati a livello spirituale. Forse perché hanno provato a mettere dentro il proprio corpo eterico, dentro una genesa, dentro quelle cose da New Age, ma nella realtà i geni solari sono anche geni orgogliosi e se una persona non è alta a livello spirituale, può rischiare di fare qualche danno con questo circuito. Quindi è un circuito radionico per aggregare energie sia del cigno nero, e cioè per affrontare l'evento che arriverà, e per raggruppare anche in sé le forze migliori dei piani solari. Il 666 rappresenta non tanto l'anticristo, ma la luce, la forza, i geni solari positivi. Certamente se una persona è bassa a livello di bovis, di frequenze, questo circuito non va bene. Quindi non mettetemi persone che sono sotto i 6500 bovis. Sopra i 6500 bovis con parsimonia, per il semplice fatto che questo circuito va a pescare le forze solari, e se alcune persone magari sono orgogliose, sono bassi di bovis, nel mondo solare dei geni c'è anche gente, genis chiaramente, birichini. Quindi come si usa? Si mette l'intento. Ad esempio, se uno sa che il figlio, sono esempi, a 18 anni, appena sarà maggiorenne, dovrà prendere la porta e andarsene per il semplice fatto che tutte le volte che i genitori dicono qualcosa, il figlio si ribella, c'è una guerra, e quindi i genitori hanno capito che quando diventerà indipendente o maggiorenne dovrà lasciare la porta di casa. Allora questo circuito può essere d'aiuto per lui e per i genitori, proprio perché sento genitori che mi contattano disperati, non sanno più cosa fare per il semplice fatto che le hanno tentate tutte. E hanno altri due o tre figli magari che sono obbedienti, non vanno mai a far danno in giro, le persone sono felici di incontrarli. Invece ci sono alcuni, pochi per la verità, che purtroppo non onorano i genitori, ma sono dei danni, disonorano i genitori. Allora, questo è un circuito che va bene per quei casi in cui si vuole e si sa che verranno certe situazioni difficili e si spera che non verranno, ma si vuole anticipare i tempi. La storia del Cigno Nero era di quello specialista
che diceva che esisteva un cigno nero e alla fine l'ha trovato in Australia. E quindi è nata la metafora. E noi ci aggreghiamo all'egregore di questa metafora e aggiungiamo il 666 che è il mondo della luce, è il mondo del sole. Però attenzione, lo ripeto, ci sono geni solari orgogliosi, quindi se uno è basso a livello di bovis, a livello animico, o è un'anima giovane, è meglio che questo circuito gli stia lontano. Per gli altri invece è un ottimo circuito per cercare di valorizzare, per cercare di imprimere, per cercare di, io dico, io creo, infatti l'abracadabra è ben chiaramente vicino, per fare in modo di influenzare, valorizzare l'intento. Poi l'intento si metterà su un emettitore. Vi ricordo per farlo lavorare bene l'intento, ho già fatto pillole sul lavoro, se eventualmente si vuole agganciare l'intento dopo averlo lasciato qui per almeno un mese, oppure si chiede il pendolino del sì e no, va bene questo circuito per amplificare il mio intento, se il quadrante radiestesi con le stelle no dice sì, allora si prende questo circuito e lo si lascia. Si può chiedere anche il tempo, quanto tempo posso lasciare dentro il cigno nero con le energie solari il mio intento. Poi lo si può amplificare col lavoro e con le forze del quadrato magico solare. Bene, cari amici, spero di essere stato chiaro. Non è un circuito per tutti, è un circuito che si aggancia alla metafora del cigno nero e alle forze solari. Ma attenzione, solamente a quelle persone che hanno un'anima o un bovis alto. Lasciate stare la New Age, che in questo caso qua non serve esattamente. Grazie cari amici e al prossimo video.